Condivisione tra istituzioni. E questo è il primo effetto del percorso verso l'autonomia del Veneto innescato ieri dal governatore Zaia. Un percorso condiviso senza divisioni partitiche da tutti e soprattutto riconoscendo a tutti meriti e ruolo. Ad iniziare dall'onorevole Simonetta Rubinato, che per prima ha stimolato già dal 2014, con un emendamento, la possibilità per il Veneto di percorrere questa via nel rispetto delle regole. Per questo oggi il governatore l'ha contattata. Questa mattina il Presidente della Regione mi ha chiamato come rappresentante in Parlamento del Veneto e mi ha dato atto, mi ha ringraziato della linearità, coerenza del lavoro fatto perché potesse partire questa trattativa. Un segnale importante per una coesione che va al di là dei partiti, dove c'è anche il coraggio della critica all'interno del proprio, come tra l'onorevole Rubinato e la vicepresidente del Partito Democratico Deborah Serracchiani, quasi polemica per la scelta del Veneto. Detto da una Presidente di una regione a statuto speciale, non è molto comprensibile. Io credo che il Veneto non abbia bisogno di presentarsi né al Trentino Alto Adige né al Friuli Venezia Giulia con il cappello in mano, non ha bisogno di elemosinare risorse per i suoi territori, compreso il bellunese, penso al caso di Sappada. Il Veneto ha solo bisogno di trattenere una parte giusta ed equa delle risorse che produce per dare risposte ai bisogni delle nostre comunità locali. Con ieri il primo passo, la trattativa con il governo Renzi che potrebbe accettare la scelta veneta, evitando anche i costi del referendum. Il referendum può anche non servire perché la trattativa poteva partire dal 2001, quindi figurarsi. Però se non è partita dal 2001 la domanda è perché non è stato fatto? Perché probabilmente sia la politica regionale che anche la politica nazionale hanno bisogno di avere un po' di sveglia e la sveglia è dare sempre la parola ai cittadini quando possibile. La Corte Costituzionale ha detto che si può dare la parola ai veneti con un referendum che chieda loro se vogliono più autonomia. Perché non dare la parola al popolo per dare forza, per dare peso alla richiesta di autonomia di questa regione?